Parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Buongiorno a te, cara Castellana Sveva, e buongiorno alla nostra castellana capitana Laura Ravetto, che anche oggi è tra viaggi e intemperie. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buon pomeriggio. Questa è l'altra metà della radio. Io sono Antonino Danna e cominciamo subito la nostra trasmissione. Laura, bentornata, ben ritrovata. Grazie anche a voi, bentrovati a tutti. In realtà ho preso il treno prima apposta, quindi sono già approdata nella nostra piovosa Milano, piovosa a tratti, quindi non dovremo neanche avere problemi di linea. Benissimo, straordinario, proprio vero che le donne hanno una marcia in più. Copriti bene però che è scesa la temperatura. Senti, sì, no, in effetti allora, incredibile, sì, dimmi, sono qua col mio ombrellino della blu in mezzo alla strada, dimmi. Senti, allora, tu sei di ritorno non per farmi i fatti tuoi, ma da un paese misterioso e lontano per molti, il Giappone. Com'è andata? Guarda, è andata benissimo, sono andata un viaggio familiare. Clarissa aveva 2 settimane di vacanza perché fa questa scuola in cui fanno meno vacanze in estate ma un po' di vacanze sparse, che secondo me è anche un metodo intelligente per obbligare i genitori a passare del tempo con i figli anche durante l'anno. Ho approfittato dei vari ponti, delle varie cose per cui alla Camera non c'era attività e sono andata con lei in Giappone. E in effetti sono 15 ore di volo, rigorosamente in economica, rigorosamente viaggio familiare, quindi però è andata benissimo, nel senso che come dici tu, sono quei viaggi in cui tu quando sei lì sei in un altro mondo totalmente, quindi ti dimentichi giammai della radio, giammai di Radio Libertà, giammai della Lega, però un po' ti dimentichi degli affari tuoi e ti proietti in in un confronto diverso con l'altro. E i giapponesi sono stati interessanti anche dal punto di vista delle nostre tematiche, Antonino, perché obiettivamente noi giustamente ce la prendiamo spesso con l'Italia, i femminicidi giustamente, anche qualche forma di ancora retaggio antifemminile, però non è che in Giappone siano messi benissimo, cioè il Giappone cultura fantastica, estetica raffinatissima e tutto quel che vuoi, e poi scopri che insomma tuttora c'è una grande non solo diffidenza verso gli estranei, per cui per esempio io ho un amico diplomatico che occidentalissimo di Roma, era fidanzato con una giapponese e quando il padre della giapponese l'ha saputo non gli ha parlato per 3 giorni alla figlia, ma è anche una cultura dove ancora le donne non sono totalmente emancipate rispetto all'uomo, naturalmente senza generalizzazioni, però ecco poi viene a scoprire che le geishe, che volgarmente gli occidentali, io ci ho fatto un post su questo, additano come le prostitute, in realtà erano la prima forma di emancipazione femminile, cioè donne che invece di votarsi a rimanere chiuse in casa, dove chiuse in casa intendo chiuse in casa, perché nella cultura giapponese la donna stava chiusa in casa, avevano la possibilità di incontrare persone. Quindi ecco, non ti dico che il Giappone moderno sia un posto dove le donne stanno chiuse in casa, però ecco che ci sia ancora un approccio un po' antico su certe tematiche, sì. Beh, decisamente, anche perché io ricordo qualche anno fa addirittura venne fatta la proposta di un vagone solo al femminile nelle ore serali, perché insomma a quanto pare i giapponesi sarebbero un po', uso il termine napoletano, rattusi, insomma, campioni di mano morta o ci provano. Ma io ti dico che in metropolitana, e naturalmente non stiamo parlando male dei giapponesi perché poi Tokyo è una metropoli, una città enorme, loro sono pieni di robot sparsi qua e là, sono i campioni della robotica nel mondo, tutti gli artisti d'avanguardia adesso sono giapponesi, quindi non ci stiamo permettendo alcuna generalizzazione, però certo vedere in ogni metropolitana un cartello giallo con la scritta rossa vietato fotografare il sedere delle ragazze,
con il telefonino sotto la gonna di una che sale nella scala mobile ti fa effetto. Cioè, voglio dire, c'è qualcuno che filma con i telefonini sedere delle ragazze sotto la gonna, cioè, insomma, diciamo, insomma. Mamma mia. Quindi, no, è bello andare fuori perché trovi tante cose positive, però poi dici anche, vabbè, ma insomma, noi siamo sempre a criticare molto il nostro assetto sociale e magari mitizzarne altri, un attimo, ecco, un attimo. Sì, appunto. Poi qualche anno fa era arrivata anche la notizia, mi scuso con te e con le ascoltatrici, che avevano addirittura i distributori delle mutandine delle ragazze per chi volesse. Sì, ma sai, io mi sono data questa spiegazione però, Antonino. Se tu vai in metropolitana in Giappone non parla nessuno e se tu parli ti guardano con odio. Cioè Clarissa stava in silenzio assoluto, se diceva mezza parola veniva guardata male. Se un occidentale li sfiora si puliscono, non ti dico tutti, non ti dico le nuove generazioni, ma insomma l'ho visto fare, diciamo così. Cioè se la Schiffer sfiora un uomo giapponese di 75 anni a Tokyo, in metropolitana, è capace che l'uomo giapponese di 75 anni si spolveri. Allora diciamo che questo distacco, io vorrei dire anche questa alienazione, magari porta anche, diciamo, poi a degli eccessi privati. Ecco, quindi diciamo che quando sono atterrata a Roma sono stata contenta di trovare la cacciara romana. Poi è sempre bello un equilibrio, no? Lì c'è da imparare probabilmente la pulizia. Anche lì però, Antonino, no? Poi sai che io e te, facendo questo mestiere, andiamo un po' a fondo delle cose, no? E allora chiedevo agli ambasciatori vari che ho incontrato, ma questa pulizia incredibile, però ho notato che non ci sono cestini. E allora ho chiesto, ma come fanno a differenziare, no? E loro mi hanno detto, no, loro non differenziano. Solo le bottiglie di vetro e le bottiglie di plastica. Tutte le altre plastiche, tutto il resto lo bruciano con il cibo, con la carta. Allora sai, anche lì, va bene, noi magari siamo meno puliti, però cerchiamo di fare uno sforzo, diciamo, ambientale, no? Quindi alla fine, insomma, è sempre utile il confronto per migliorarsi, ma anche per dire, vabbè, non siamo i peggiori del mondo, ecco. Beh, direi, ma allora, per riecheggiare il titolo di un cortometraggio che fece l'Alfa Romeo quando fecero l'Arna, questa collaborazione tra Italia e Giappone, come ha cantato Eli le storie tese, un incontro. Ecco, dal risultato di questo incontro tu che conclusioni ne trai? Cosa che c'è i giapponesi e gli italiani importare? potrebbero trovare dei punti di contatto importanti. Mi spiegava l'ambasciatore di Expo che quando è stato fatto il padiglione Italia, che tra l'altro abbiamo fatto un fantastico padiglione, e anche qui no, Antonino, non è per dire, noi facciamo un padiglione fantastico in cui tra l'altro c'era tutta una parte dedicata al MIT, al Ministero delle Infrastrutture, con tutte le infrastrutture, con tutti i video delle infrastrutture del ministro Salvini. C'era questo meraviglioso Atlante, questa statua che è stata portata, puoi immaginare con quali attenzioni, con quali assicurazioni, e poi sono andata al padiglione francese e loro hanno esposto una sala di bauli di Vuitton, una sala di vestiti di Dior e una sala di borse di Celine e una sala di vino. Ora, per carità, però diciamo che anche qui noi abbiamo fatto, diciamo, uno sforzo meno di vendita del paese, un po' più intellettuale, no? Quindi anche qui è sempre bello confrontarsi per dire vogliamo bene ai cugini francesi, però ecco, magari noi il padiglione l'abbiamo fatto un po' più alto, un po' meno di vendita, ecco, mettiamola così. Comunque ti stavo dicendo, mi diceva l'amministratore di Expo che per costruire e fare questo padiglione la collaborazione con i giapponesi all'inizio non è stata semplicissima, perché loro sono molto rigidi, sono poco flessibili e come sappiamo la flessibilità è la caratteristica degli italiani. Sono così poco flessibili, Antonino, che io in un ristorante ho chiesto banalmente di levarmi una salsa e non mi è stato detto no, ma mi è stato urlato no con le dita a croce davanti, che mi sono spaventata. Poi ho capito che è un loro modo di fare, cioè hai presente le dita del divieto a croce? No! Oddio! Io sono rimasta, mi sembrava di stare in un cartone animato. Poi capisci che è il loro modo di fare, il modo di dire assolutamente non è possibile. Però poi mi ha spiegato l'ambasciatore che alla fine, presa fiducia,
alla fine il lavoro è stato un capolavoro. Quindi diciamo che questa rigidità, che però porta con sé grande senso estetico, grande rigore, associata alla flessibilità italiana, può dare grandi cose. E poi guarda, io ho anche un suggerimento imprenditoriale. Io non ho mai visto tanti prodotti per la cosmesi così efficaci e così a basso costo. Cioè, io veramente, la volta che smettiamo con la politica, Antonino, facciamo un import-export di creme e maschere facciali giapponesi. Secondo me, ecco, se mi chiedi dall'incontro del Giappone all'Italia, io farei questa avventura imprenditoriale. Ora, scherzo, ma non scherzo neanche tanto. Cioè, secondo me è un'isola, perché poi di questo stiamo parlando, con cui l'Italia può grandemente collaborare. E poi mi taccio perché sennò parlo solo delle mie, diciamo, vacanze, però ci sono dei lati sociali. Mi ha molto disturbato, ma non nel senso che loro sono stati più bravi, nel senso che noi potremmo fare altrettanto, andare a visitare un tempio a Tokyo, dove da una parte c'erano tutte le confezioni di sake più antiche del mondo e dall'altra parte c'erano le botti di Borgogna francese più antiche del mondo, perché i francesi molto abilmente già nei secoli hanno, diciamo, coltivato questo rapporto. Ecco, mi sarebbe piaciuto vedere le botti di Barolo Barbaresco, Amarone o che so io, capito? Quindi sicuramente, ecco, secondo me è un buon territorio di incontro anche per l'Italia. C'è già stato questo incontro, l'orgoglio di camminare per Cat Street a Tokyo e vedere che Prada ha fatto una boutique che è un'opera d'arte, perché è un edificio tutto verde, tutto architettonicamente particolare, ti fa capire che l'Italia esiste in Giappone. Però, ecco, sicuramente anche i francesi ci danno filo da torcere, ecco. Senti, ma ce n'è voglia di Italia da quelle parti? Quando tu ti presentavi come italiana, come andava? Loro, guarda, sono sincera con te, sono un po' dissidenti. Tra l'altro fa sorridere, no? Detto da una leghista, dici proprio tu parli di paura del diverso. Ma i leghisti non hanno paura del diverso, no? I leghisti dicono banalmente e giustamente che l'immigrazione irregolare incontrollata è distruttiva per la società, soprattutto per le fasce sociali deboli. Quello che ho ravvisato i giapponesi, e poi guarda, gli ambasciatori lo negano, poi però li fai parlare un po' e lo ammettono, che non è che siano dei grandi fan delle etnie diverse dalla loro. Quindi non è che si mettono proprio a chiacchierare, ad abbracciarti. Hanno fortissima diffidenza. Magari quando vengono da noi ti sembra un'estrema educazione, quando vai lì capisci che è anche un po' diffidenza. Quindi non è che ho trovato persone che mi dicevano wow, sei italiana, raccontami di Sorrento, però ho trovato tanti giapponesi sul viaggio di rientro. Quindi questo significa che l'Italia è amata come meta turistica e questo è importante. Beh, questo decisamente. Poi ho visto che hai mangiato anche bene, mi pare. Cos'era? Sì, no, Mezzo come di scritto Kobe? nel post è molto divertente questo fatto che io sono arrivata, tra l'altro ho una figlia di 7 anni che mio malgrado, perché colpa del padre non mia, che poi non so se sia una colpa, ma è fanatica del sushi. Io non è che mangi il pesce crudo con grande tranquillità, lo ammetto. Invece Clarissa ne va ghiotta, quindi appena arrivati ci siamo dovuti dedicare a questo. E ho scoperto, anche qui con l'aiuto degli amici diplomatici che avevo lì, che mi hanno spiegato, che per loro il sushi è davvero come per me andare a mangiare la margherita. Cioè noi adoriamo la pizza margherita, però non è che se dobbiamo fare il pranzo di Pasqua mettiamo la margherita in tavola, giusto? Per loro uguale, cioè per loro il sushi è la pizza. In realtà la cucina giapponese è una cucina estremamente raffinata, fantastica. Ecco, su questo mi fai venire in mente che il punto di incontro con la cucina italiana è fortissimo. Tant'è vero che in Piemonte da me ci sono moltissimi giapponesi che vengono a studiare la cucina piemontese, perché anche loro hanno proprio una cultura della carne, del taglio ovviamente del pesce, ma anche del metodo, diciamo, della materia prima. Hanno un'altissima cultura della materia prima, cioè mentre magari le cucine francesi o altre cucine si basano sulla miscelazione, la cucina italiana e la cucina giapponese in comune hanno che si basano sulla materia prima. Tant'è vero che sono rimasta colpita nel non vedere da nessuna parte il parmigiano reggiano. Ecco, questo mi ha stupito. Sai, mi hanno insegnato che in Cina non sono amanti dei formaggi, quindi in Cina è difficile trovare i formaggi, pertanto il parmigiano reggiano. Però in Giappone, così raffinati,
mi aspetterei una diffusione più capillare, per quanto sia molto costoso, lo immagino. E invece non l'ho visto. Ecco, su questo probabilmente sulla materia prima, sullo scambio delle cucine ci si può lavorare ancora. Però adesso non voglio fare la tuttologa, queste sono le sensazioni di una turista in 12 giorni. Poi è chiaro che avendo la possibilità di parlare anche con persone che vivono lì, perché io ho degli amici che vivono lì, perché lo scopo era in realtà andare a trovare questa amichetta di Clarissa che vive in Giappone ormai da un anno, è chiaro che ho avuto informazioni che magari mi hanno consentito di farmi un'idea più approfondita. Però ecco, se qualcuno è stato in Giappone, ci vuol chiamare e vuol dire la Ravetto sta dicendo una marea di cavolate sul suo punto, ecco, è benvenuto. Molto bene, senti, ma guarda, io la penso come Sant'Agostino, che il mondo è un libro e chi non viaggia legge sempre la stessa pagina, per cui l'essenziale è poterne leggere tante, e se non è possibile viaggiare, io la penso come Proust, che ormai è malato, si faceva pensare l'orario dei treni e si studiava l'orario dei treni immaginando viaggi dappertutto. Ammetto Io che ho più anche io banalmente ogni i tanto li libri, sogno. o più banalmente i libri, cioè io non ti nego per esempio Sì. che io non avevo visto Lost in Translation o i film, non l'avevo Sì. visto io Lost in Translation, l'ho visto in Giappone, perché i miei amici italiani in Giappone mi hanno detto ma come non hai visto Lost in Translation? E devo dirti, in questo film il regista è abilissimo nel darti totalmente la prospettiva di Tokyo e Kyoto per com'è. Per cui vederlo mi ha fatto pensare, wow, questo regista in fondo ti trasporta davvero in quello che sto vivendo io. Quindi chi non può viaggiare ha altri strumenti. Poi è bello che tutti possano viaggiare, e speriamo che tutti possano farlo, però i film e i libri, infatti adesso sono tornata, io mi sono comprata 4 thriller di autori giapponesi, perché vorrei prolungare un po' questo viaggio, no, nella mia testa. Quindi ecco, ci sono le possibilità, diciamo. Beh, decisamente. Mi sembra un'ottima idea. Poi ecco, è anche un modo, se vuoi, per mantenere l'eco di quello delle emozioni, delle sensazioni che hai vissuto e portarle un po' con te. I libri in fondo trattengono un po' di trattengono un po' di quell'anima e se la portano appresso. Io lo trovo estremamente poetico, e aggiungerei libri così letti nel posto dove vive l'autore, dove è vissuto, nella sua regione, hanno un sapore diverso. A me è successo con Cesare Pavese. Cesare Pavese, letto nelle Langhe di sabato pomeriggio, ha un sapore che è completamente diverso. Certo, e poi non dimentichiamo dal punto di vista politico i giapponesi sono comunque grandi alleati degli Stati Uniti, anche in chiave diciamo un po' di confronto cinese, e quindi chiaramente sono un paese strategico per l'Occidente, quindi secondo me è bene conoscerli, è bene anche diciamo attirarli, ecco, mettiamola così. Beh certo, direi anch'io. Senti Laura, si sono fatte le 15-25 minuti. E io ho parlato solo dei cavoli miei, quindi torniamo alle cose serie. Ma sì, ma non mi pare che tu abbia parlato solo dei cavoli tuoi, perché comunque stiamo parlando di una nazione con cui dovremmo e potremmo fare buon business, visto che comunque tecnologicamente sono molto avanzati, sono molto capaci e soprattutto il loro concetto di Kaizen, questo concetto di migliorare sempre e comunque la qualità di quello che fanno, e questa è una cosa che potrebbe aiutarci e non poco nelle cose che facciamo in questo paese. Certo. E poi, per carità, c'è molto da dire anche su questo. In ogni caso... Sì, però scusami, a questo punto devo fare un'osservazione, no? Giustamente tu dici sono ipertecnologici. Tu sai che la metropolitana o si compra una tessera apposta o si può pagare esclusivamente con il cash, con i contanti. Loro non hanno la possibilità, non ti danno la possibilità di pagare con carte di credito, col telefonino. Quindi vedi, ognuno poi ha la sua visione di ipertecnologico, no? Da noi ce l'hanno menata sulla criminalizzazione del contante, da loro o è questa tessera che tu compri con cui fai tutto o è il contante. Quindi ecco, anche lì, e effettivamente come dici tu sono ipertecnologici perché sono i campioni della robotica, quindi anche lì no, ci sono delle riflessioni da fare a tutti quelli che ce la menano per cui il contante andrebbe eliminato.
là non è assolutamente eliminato. Decisamente. Poi sai, il contante può anche cambiare e introdurre nuove misure contro la falsificazione. In Australia, per esempio, i dollari australiani sono di plastica sostanzialmente. La carta moneta di cui sono fatte è intessuta con la plastica, è plastificata e quindi sono molto più difficili da, diciamo così, da taroccare e sono anche più resistenti all'usura e al modo di consumarsi. Io ricordo le 1000 lire, quelle con Marco Polo, che arrivavano erano completamente che avevano scritto l'impossibile. Ve li ricordate quelli che scrivevano i messaggi sulle 1000 lire, che ora non esistono più? Comunque, ad ogni buon conto, Laura, in tutto questo purtroppo l'idiozia continua e tutto il dolore continua a fare danni e a fare vittime. E credo abbia scosso non poco tutti noi questa notizia che arriva da Milano, la voglio leggere qui su Open Online. Femminicidi a Milano, la moglie aveva denunciato l'uomo 3 anni fa, la bimba in lacrime al 118, una bambina di 10 anni, papà ha ucciso mamma, venite. Papà ha appena ucciso la mamma, ha detto la bambina di appena 10 anni all'operatore del 118, incredulo quando ha scoperto l'età dell'altra persona al telefono. Il 3 maggio la piccola ha chiamato piangendo il servizio d'emergenza e ha raccontato la tragedia a cui aveva perso il figlio. Aiutatemi. Come racconta il giorno, la bambina con la voce singhiozzante ha spiegato quel che è successo in casa sua a Spettala, alle porte di Milano. Man mano che la telefonata andava avanti, l'operatore del 118 è riuscito anche a farsi dare l'indirizzo in cui era avvenuto il delitto. I carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono arrivati davanti alla casa indicata dalla bambina. È stato lì che hanno trovato la piccola mentre usciva dal palazzo. Dietro di lei c'era il padre, 50enne originario del Marocco, che la seguiva da vicino. I militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione. Entrati nel terzo piano del palazzo, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della madre. La donna di 43 anni aveva diverse ferite da taglio. Sarebbe stata uccisa intorno alle 21, circa 2 ore prima che la figlia di 10 anni chiamasse i soccorsi. Il marito è stato arrestato con l'accusa di omicidio aggravato, si trova ora nel carcere di San Vittore. L'uomo ha confessato mentre veniva portato via dai carabinieri. L'ho ammazzata, diceva, l'ho ammazzata. La bambina intanto è stata affidata a un parente. Sul posto è andato anche il PM di turno a Milano, Antonio Panza, che nelle prossime ore invierà al GIP la richiesta di convalida dell'arresto per omicidio aggravato. Intanto dai primi riscontri delle indagini emerge questo particolare inquietante. L'uomo accusato di aver ucciso la moglie nel novembre 2022 era stato denunciato ai carabinieri dalla donna stessa per maltrattamento, dopo essere stata minacciata di morte e picchiata. Secondo quanto riporta l'ANSA, all'epoca di conseguenza era stata attivata la procedura del codice rosso anche per la bimba, allora di 7 anni, che ieri ha chiamato il 118. Poi però non arrivò alcun provvedimento cautelare nemmeno, né fu conferita dalla procura una delega agli investigatori. Da allora non sono state esporte altre denunce contro il 50enne ora a San Vittore. Era già stato allontanato, ma la moglie, forse per paura di ripercussioni, lo aveva fatto ritornare. Lo racconta un vicino di casa della donna di 43 anni, originaria del Marocco. Come ha spiegato il vicino, il 50enne aveva già avuto in passato comportamenti aggressivi. Beveva, non era una persona tranquilla quando beveva, avevo già avvisato. Ti chiedo 10 secondi e torniamo subito, Laura. Ok. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Le 15 e quasi 32 minuti qui sulle magiche onde di Radio Libertà,
L'altra metà della radio, la rassegna stampa al femminile di Radio Libertà, Antonino Danna e Laura Ravetto al microfono con voi. Allora Laura, tornando a noi, come si può accettare una cosa del genere? Cioè, qui c'era già stata una denuncia nel 2022 e però non è successo niente, e ora è morta questa donna. E quindi? E quindi, a parte il fatto che sono già un po' di casi in cui vediamo i bambini coinvolti, allora l'onore delle cronache, no? Il bambino che chiama e questo dimostra che diciamo chi non ha tecnicalità con questi efferati delitti non sa che spesso ci sono bambini che assistono. Poi questa è una bambina che addirittura ha avuto la forza di chiamare gli inquirenti, ma diciamo che in moltissimi casi di femminicidio che vediamo molto spesso i bambini sono spettatori, ahimè. Quindi vabbè, qua i due punti sono evidenti. Il primo punto è che è inaccettabile che noi legislatore facciamo leggi per cui obblighiamo i giudici a prendersi in carico entro 3 giorni dei provvedimenti di denuncia, obblighiamo a fare le misure cautelari in maniera netta senza neppure discrezionalità e poi questi sono i risultati, cioè l'applicazione della legge in questo paese spesso è una chimera. E poi c'è un tema immigrazione, perché è inutile che ci nascondiamo, abbiamo già i nostri problemi, diciamo così, quei femminicidi nostrani, figurarsi se ci troviamo di fronte a situazioni in cui ci sono delle subculture che già hanno pregnante un atteggiamento e delle situazioni maschiliste. Io non so questa donna se lavorasse o meno, ma dubito che avesse, diciamo, un'indipendenza economica tale da trovarsi una casa propria. E quindi chiaramente dopo la prima denuncia, vedendo che non succedeva niente e probabilmente anche con le difficoltà economiche di portare avanti una famiglia, fa rientrare l'uomo e di fatto fa rientrare un aguzzino. E queste sono cose inaccettabili, però ripeto, non è che il legislatore può continuare a partorire leggi e poi non vengono applicate. Cioè, mi sento di dire che a questo punto c'è un tema serio di applicazione. Io mi ricordo che in passato si fecero delle survey, delle indagini per verificare lo smaltimento delle pratiche da parte dei magistrati. Io a questo punto, come Ministro della Giustizia, se fossi Ministro della Giustizia, farei un dipartimento proprio che si occupa esclusivamente della presa in carica delle denunce di femminicidio, per capire che fine fanno, dove arrivano e qual è la situazione, perché non vedo altra possibilità. Adesso, ripeto, abbiamo da poco approvato la legge che elimina la discrezionalità del magistrato nell'uso del braccialetto elettronico, cioè di fatto va messo punto se ci sono determinate condizioni, vediamo se qualcosa migliori, però ecco, ripeto, se poi però non si dà seguito alle denunce, anche questa cosa del braccialetto elettronico diventa in qualche modo un palliativo. Certo. Senti, a proposito di determinati tipi di religione, stamattina... Ma neanche religione, guarda, perché senza scomodare la religione, possiamo anche dire subculture, cioè modalità di vita. Se noi continuiamo ad accogliere sul nostro territorio un'immigrazione che di solito è immigrazione priva di cultura, priva di lavoro o comunque lavori a basso reddito, con situazioni di disagio, è chiaro che in questi è il terreno fertilissimo per situazioni di questo tipo. Cioè, non è che se noi importassimo, scusami la volgarità del termine, ingegneri indiani e le loro consorti avremmo gli stessi problemi, Cioè, il tema è che noi abbiamo un'immigrazione che è culturalmente sofferente e quindi retrograda e di situazioni di disagio economico, soprattutto di donne che dipendono dagli uomini e quindi terreno fertile per questi delitti. Decisamente. E a proposito di Islam, ma tu Clarissa ce l'avresti mandata alla visita in moschea? Questa cosa è stata incredibile. Io ho letto la difesa, diciamo, degli organizzatori che hanno detto i genitori hanno acconsentito. Vabbè, ma magari un genitore può anche acconsentire la visita di una moschea. Dubito che possa consentire, almeno io non avrei mai consentito, che una figlia si pieghi davanti a un altro Dio in quella situazione tutti in gruppo. Poi lo sai come sono fatta io sono quella che ritiene che l'incontro di tutte le culture
sia necessario e lo scontro non porti da nessuna parte, però non voglio l'islamizzazione dei nostri figli. Ecco, quindi questo mi sembra un punto fermo, quindi ecco, ma così come guarda, probabilmente mi avrebbe turbato vedere che in gita scolastica, senza l'autorizzazione dei genitori, una maestra avesse obbligato tutti a recitare il Padre Nostro. Perché io comunque sono una laicista dello Stato, ma a maggior ragione se tu addirittura li forzi verso una religione che non fa parte del nostro tracciato culturale. Ecco, lì mi sarei molto molto arrabbiata. Ha fatto benissimo Salvini a uscire, immagino che ci saranno interrogatori parlamentari, mi pare che ci sia una richiesta di spiegazione da parte di Val di Tara e mi sembra giusto, anche perché poi non ho capito, cioè siamo qua, io capisco questa era una scuola cattolica, però insomma siamo qua a dire giustamente che la religione è una cosa personale e la scuola deve essere non un momento educativo, ma un momento di istruzione. Sei d'accordo? Perché poi spesso un po' si confonde, no? L'educazione a mia figlia la do in famiglia, me la devi istruire mia figlia, no? Poi lascia stare l'educazione civica, per carità, però non esageriamo, cioè i valori ai miei figli li do io. Tu scuola devi insegnare la matematica, la letteratura, sicuramente anche un po' di educazione civica, magari anche un po' di rispetto delle donne, però non è che tu spieghi ai miei figli come gira il mondo e come si devono comportare nei confronti del resto del mondo, sei d'accordo? Questo è fuori discussione. Questo è fuori discussione, perché se no allora facciamo lo stato confessionale. E quindi fa bene Val di Tara a fare un'indagine. Io non so, tu non pensi che sia stato un atto, diciamo, un po' grave? No, non può, per me è molto grave. È molto grave. Quella foto è abbastanza inquietante, cioè io credo che sia inquietante, ma probabilmente sarebbe stato per me anche altrettanto inquietante, ripeto, vederli tutti in ginocchio a mani giunte durante un'ora di letteratura, per carità, però così è ancora più inquietante, perché quelli non sono i miei valori culturali. Decisamente. Ecco, nel frattempo si sono fatte le 15:40, ricordiamo ai nostri ascoltatori 340-670-9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, mi raccomando 340-670-9659. Secondo me i nostri ascoltatori vorrebbero intervenire sul conclave. Ti dico, secondo me in questi giorni si parlerà solo del conclave. E a questo proposito, hai letto che qualcuno ha detto com'è possibile che nel 2025 in conclave non ci sia ancora un cardinale donna? Ma cioè il punto è, sai, in questo periodo tanti parlano di chiesa e ne parlano spesso senza sapere né come è fatta una chiesa edificio né come è fatta la chiesa istituzione. Se parliamo della Chiesa Cattolica non ci possono essere e non ci potranno essere cardinali donne, per il semplice e banale motivo che non è possibile per la Chiesa ordinare le donne, visto e considerato che i discepoli che sono stati mandati da Cristo erano tutti maschi. E questo è quanto Giovanni Paolo II ha dichiarato nel 1994, citando il deposito della fede, che è proprio tutto l'insieme degli insegnamenti, dei detti, di ciò che il nostro Signore ha fatto e risulta dalla Sacra Scrittura. La Chiesa non può ordinare le donne, spiace dirlo, ma non può farlo. Sì, poi detto questo faccio la provocatoria, non sono sicura che il Dio di oggi sarebbe d'accordo nel dire che le donne non possono essere necessariamente ordinate. Non lo so, perché vorrei capire dove sta la differenza tra essere cardinale uomo, essere cardinale donna, essere prete uomo, prete donna. Poi adesso sai che io sono sempre provocatoria, però se mi si spiega perché poi vorrei capire quali sono le doti che dovrebbero indurre qualcuno a essere migliore di un altro in questo ruolo. Però sì, per carità, però non scommetterei troppo sul migliori, fatto no. Non scommetterei troppo sul fatto che tra una cinquantina d'anni le cose potrebbero cambiare, anche perché c'è penuria di preti, ci sono poche vocazioni, perché poi non è proprio un ruolo, diciamo così, che non comporti sacrifici, e quindi chi lo sa.
Ma gli anglicani ci hanno provato e hanno introdotto le donne vescovo e le donne prete, però l'Inghilterra è un paese nel quale va ammessa un inglese su 10 e molto spesso le chiese vengono vendute perché sta diventando uno dei paesi più atei del mondo, così come in Italia ora le diocesi cominciano a vendersi le chiese. Qualche settimana fa in provincia di Treviso hanno messo in vendita una chiesa che era aperta dal 1975 per il semplice e banale motivo, ha detto il parroco, qua soldi per gestire questa costruzione non ne abbiamo più. In Toscana ce n'è una ex chiesa, una chiesa sconsacrata e riadattata a civile abitazione, 36.000 euro nel centro di un borgo medievale. Tra l'altro non era nemmeno male dalle fotografie che ho visto online. Ci hai fatto un pensierino? Avresti cambiato vita? Ma io la vocazione l'ho avuta da adolescente, diciamo, da bambino e da adolescente. Poi i morsi della carne si sono fatti sentire quando uno è cresciuto e quindi ha abbandonato, però ma un amico prete mi diceva che vestito da cardinale sarei stata una magnifica reclame per la Chiesa Cattolica. Senti, ma comunque al detto dei cardinali donna, che poi ne parleremo tra 20 anni, ci troveremo in radio io e te, io ti dirò, te l'avevo detto, perché avremo anche il primo cardinale donna, ma al netto di questo pensi che il futuro Papa dovrebbe essere italiano? Di la verità. Secondo me sì, ma non per una questione di nazionalità o di xenofobia, come la vuoi chiamare, per il semplice e banale motivo che un Papa italiano conosce la curia romana e la macchina della curia va rivista. Sono 50 anni che i problemi sul tavolo sono sempre quelli. Io in questi giorni ho tirato giù una serie di cablogrammi dell'ambasciata americana in Italia che raccontavano il conclave, i due conclavi del 78, quello di Giovanni Paolo I e quello di Giovanni Paolo II. Tu leggi e trovi ruolo delle donne, celibato, la Chiesa e il mondo, contraccezione, controllo delle nascite, morale sessuale, economia e cosa c'è ancora? E sviluppo economico rispettoso dell'uomo, che sono le stesse cose di cui si parla ora, precise, uguali. Allora vuol dire che se da 50 anni continuiamo a parlare delle stesse cose, evidentemente i papi che sono venuti da fuori, Wojtyła per esempio ignorava la curia, se ne disinteressava e la curia poi quando lui ha cominciato a stare male ha cominciato a fare quello che voleva. Ratzinger era una persona costituzionalmente incapace di mentire perché era un uomo onesto, profondamente onesto, e quindi lui le manovre di curia, le sommosse, sai, l'incontrarsi nei corridoi, complottare, non era roba sua. Bergoglio ha centrato tutto su di sé, tant'è vero che oggi noi non sappiamo chi è il suo esecutore testamentario, spuntano fuori documenti uno sull'altro, il Papa ha voluto questo, il Papa ha deciso questo, ma dove sono le carte che lo provano? Non si sa. Per cui a maggior ragione qui ci vuole un Papa italiano che conosce, ripeto, la macchina vaticana e la può rimettere a posto. Poi vabbè, tra i vari papabili parlano, poi è anche questo fatto che siamo davanti a c'è italiano e italiano, per esempio, ora senza voler fare una polemica, ma questo paesano tuo, Giorgio Marengo, Cuneo, 7 giugno 1974. Paesano tuo mi piace, vai di Giorgio Marengo, vai, attacca Cuneo. No, io Cuneo la amo, però voglio dire, è un cardinale, vescovo cattolico, missionario italiano, dal 2 aprile del 2020 prefetto apostolico di Ulaanbaatar, Mongolia. Sapete quanti cattolici ci sono in Ulaanbaatar? 1300. Cioè, tu sei cardinale su 1300 anni. Questa tua osservazione è un'arma di doppio taglio, perché io, che condivido totalmente il tuo discorso sul Papa italiano, perché comunque se questo giro non è italiano, la Chiesa in qualche modo perde la possibilità di una riforma organica della curia romana, però è anche vero che molti ti dicono: ma cosa volete voi italiani
che ormai quelli che vanno veramente a messa sono tutti in Sud America, sono tutti in altri paesi, in sud del mondo. Voi non siete più praticanti e quindi ti dicono: perché dovreste esprimere voi il rappresentante di Dio? È lo stesso ragionamento che stai facendo tu col mio compaesano, Perché sono gli ammalati che hanno bisogno del medico, non i sani. E allora però dovrebbe valere anche per il mio anime compaesano, Quindi a questo punto io dico che voglio il Papa di Cuneo, perché sono malati, Va bene, malati, ne hanno pochi. Va bene, tanto voglio dire, il Papa di Cuneo mi va pure bene, anche perché lui stesso lo sa che vuol dire scarsità di clero, perché se vai per esempio nei paesi delle Langhe capita che un parroco da solo c'è 3-4 paesi e deve girare come una trottola per riuscire a garantire un minimo di presenza nelle chiese. Però è altrettanto vero, ripeto, quando tu sei il capo della Chiesa universale, che ricadi su 1.400.000.000 di anime, devi avere un minimo di esperienza tale da permetterti la possibilità, poi c'è la grazia di Stato, quello che vuoi, la possibilità di fare delle affermazioni che non hanno solo peso per quel 1.400.000.000 di anime, ma anche per il mondo, perché stiamo parlando comunque di un'istituzione, la Chiesa, che ha la più formidabile diplomazia che esista su questo pianeta, per esempio. E quindi puoi dire la tua per cercare di mediare conflitti, prevenirli, cercare di risolverli anche. Non gli è riuscita molto bene a questo Papa. Però, ripeto, tu hai davanti tutta una serie di sfide, anche internazionali, e un Papa italiano può in questo momento, soprattutto dopo un pontificato pieno di strappi, svolgere un lavoro di rammendo. Io, detto tra noi, comincio a temere che Parolin non ce la faccia molto, perché mi pare che si stiano allungando un po' troppo certi discorsi e mi pare soprattutto che non ci sia quell'unità di intenti che sembrava dalle dichiarazioni iniziali, perché sotto l'acqua c'è molta amarezza, c'è molta discussione, soprattutto c'è anche questa cosa, questo giro di veleni che sta venendo fuori in questi giorni e così via. Per cui io mi aspetto qualsiasi, senza esclusione di colpi, ecco, mettiamola così. Immagino che tra, diciamo, i corporati ci sarà un po' di competizione, ecco, mettiamola così. No? Ma sai, non è solo la competizione, è che per esempio ci sono quelli, non come Monsignor Marengo, ma come quelli che vengono per esempio da Tonga, che tu fai il cardinale su 10.000 anime, l'arciprete di San Leoluca a Vibo Valencia fa l'arciprete su 16.000 di anime, cioè è più cardinale lui di quello di Tonga. Ma uno così, che Roma non l'ha mai vista nemmeno nella cartolina, ma tu ti immagini, arriva lì e nel giro di 10 giorni deve capire come funziona il Vaticano, come gira il fumo, chi comanda, che cosa gli conviene fare. Cioè, per giunta senza parlare l'italiano, che è lingua richiesta per fare il Papa, perché l'italiano è la lingua di lavoro della curia, c'è poco da fare. No, ma io su questo sono d'accordissimo. Io su questo sono d'accordissimo, che debba essere un italiano, sono d'accordissimo. Anche perché insomma adesso sarebbe anche il momento, però sono d'accordo con te che Parolin ha detto a molti, diciamo così, molti nemici, a quanto leggo, poi sai, uno si basa, diciamo, su quello che esce. Io non sono una che ha grandi esperienze di Vaticano, però sono d'accordo con te che, vabbè, vediamo. Secondo te quanto ci mettono? Inizia il 7, quanto ci mettono? Ma secondo me ci vorranno, dicono 2 o 3 giorni, ma se davvero cominciano a litigare ce ne vorranno 4-5. E allora a quel punto sarebbe particolare, perché il Papa che ti muore a Pasquetta e l'altro Papa che viene eletto per la Madonna di Fatima. Secondo me avrebbe un senso. Va bene, staremo a vedere. Io, diciamo, senza particolari auspici, però con l'atteggiamento provocatorio che mi contraddistingue, spero che nella puntata della Radio Libertà della Lega del 2045 saremo anche a commentare che forse la Cardinale X
potrebbe diventare papessa, sto scherzando, però neanche troppo, neanche troppo. Tutto può succedere, una papessa dopo tutto c'è già stata ed è stata la famosa papessa Giovanna, questa figura Vero? un po' leggendaria, un po' no, di cui si parla. Poi sai, tutto è da vedere, tutto è da decidere, però vedremo, chi vivrà vedrà, diceva qualcuno, ed è proprio così. Senti, allora, noi direi che possiamo tirare i remi in barca alle 15, 52 minuti e 12 secondi. E che dire di più, Questa Laura, che io ti puntata non ci ha ringrazio. fatto tante zappe, non ci ha fatto tante zappe sta puntata, No, sta puntata no, però io credo che lunedì prossimo ci saranno più interventi, vedrai. Va bene, va Senti, bene, va bene. Sì, dimmi. Io ti ringrazio come Grazie sempre a e te. ci ritroviamo tra 168 ore. Fantastico. Ok? E intanto seguiamo il conclave. Un bacione. Salute a tutti e grazie. Un bacione a te, visto che ti sei Ciao. persa in Giappone come cantava Irene Grandi, Boom Boom 1995. Grazie, a più tardi con Zoom.